Oggi lo stregonettino si trova nel bellissimo borgo di Guspini. Guardate questi stupendi basalti colonnari. Sembra quasi di vedere delle canne di organo, strumento musicale giganti. Guardate, sembra quasi di vedere un organo gigante, con delle canne giganti, il tutto costruito dalla natura. Lo stregonettino ha trovato i menhir di Perdas Longas. Questo è il più grande, sarà 2 metri. Questo è il menhir della Dea Donna, così viene chiamato. Lo tocco. Molto bello. Poi, non molto distante, abbiamo un menhir più piccolo. Eccolo qua. Questo è stato denominato il menhir del Dio Toro. Questo sarà più o meno 1,60 m, penso. Devo attraversare questo ponticello perché devo raggiungere
il nuraghe Melas. Eccolo qua. Il problema sarà arrivare sino a lì sopra. Ecco, ce l'ho fatta. Bella salita, Finalmente ho trovato l'ingresso. Eccolo qua. Ecco. Questo è l'ingresso. E non è facile salire fin qua su, Questo è l'ingresso. Poi qui abbiamo l'interno. Ecco qua. Allora, abbiamo quest'altra porta molto bella. Il nuraghe è privo di tetto. Abbiamo quest'altra porta. Non quest'altro porto, no. Allora, quest'altra porta. Qui abbiamo due ingressi, presumo due stanze chiuse. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Qua c'è un'altra stanza chiusa. Qui c'è un'altra stanza chiusa. Andiamo all'interno. Molto bello, molto suggestivo come nuraghe. Molto bello, molto suggestivo. A quanto pare vi sono due ingressi. Questo dovrebbe essere quello principale. Quello dal quale sono entrato io non è il principale, ma comunque è un ingresso che, se non erro, dovrebbe portare a uno livello più alto. Infatti ci sono dei gradini. Questi gradini arrivano più o meno in cima al nuraghe, che è coperto un po' dalla vegetazione, come potete vedere. Molto bello, sicuramente, molto interessante. C'è anche un bel panorama, tra l'altro.
al ritorno dal nuraghe ho beccato anche gli asini. Ho beccato anche gli asini. Guardate qua, abbiamo l'intera famiglia qua. Ciao carissimo.